di piccola dimensione, la possibilità di ritrovare quello slancio necessario per uscire da questa crisi. Il presidente della regione del Veneto, Luca Zaia, ha inaugurato quest'oggi a Riese Pio X nel Trevigiano la cassa di espansione che è stata realizzata sistemando la ex cava Bergamini con una capacità di 500.000 metri cubi e completando il canale di scolmo dal torrente Brentone. È intervenuto anche l'assessore regionale all'ambiente Maurizio Conte, che è anche assessore alla difesa del suolo, e in caso di eventi alluvionali servirà per evitare allagamenti non solo nei comuni di Riese Pio X e Castelfranco Veneto, ma anche dell'Alta Padovana, per cittadine come Resana, Campo San Piero e Loreggia. Il servizio di Rita Lion. Cerimonia di inaugurazione a Riese Pio X in provincia di Treviso per la sistemazione della cava ex Bergamin ed il completamento del canale di scolmo dello scolo Brenton, un'opera che il territorio trevigiano e padovano aspettavano ormai da tempo e che servirà, in caso di abbondanti piogge, ad evitare gli allagamenti nei comuni di Riese, Castelfranco Veneto, Resana, Campo San Piero e Loreggia. È la prima opera dopo l'alluvione che viene inaugurata, una cassa di espansione che dà una prima risposta a un territorio non solo locale ma di tutta l'asta del Muson, e penso sia questo proprio l'inizio di un percorso che la Regione Veneto ha voluto e vuole garantire, soprattutto anche con risorse destinate in bilancio per la realizzazione di quelle grandi opere che purtroppo da 80 anni non venivano realizzate in Veneto. Esempio di recupero delle cave dismesse e mezzo efficace di protezione ambientale, il bacino di laminazione si inserisce appieno nella progettistica di salvaguardia idraulica regionale. Questa era una cava di lavorazione di ghiaia, a fine degli anni 90 la Regione voleva destinare a un'altra cava 2B, perché già una è stata, un altro sito c'è già in comune di Riese. Per fortuna l'alluvione di Castelfranco del 98 ha fatto pensare di cambiare tendenza, quindi prevedere questi bacini di laminazione che possono contenere piene ma anche possono essere utilizzati nei periodi di siccità per l'irrigazione, visto anche i problemi ambientali che stanno venendo avanti. E di sicurezza idraulica e ambiente anche se ne è parlato anche oggi a Noventa Padovana, anzi c'è stata l'inaugurazione di un